Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Adesso che il decreto speciale per la sanità calabrese è legge cambieranno molte cose, sostengono i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Critiche dall'opposizione, è incostituzionale e creerà molti problemi. Corcione dice lo promuovo con riserva. C'è preoccupazione per il futuro occupazionale degli 800 lavoratori dell'Abramo Custom Care di Montalto Fugo, stamattina sit-in di proteste. Condannato a 16 anni per l'uccisione dell'ex fidanzata, stava scontando la pena nel carcere di Rossano, trovato senza vita all'interno della sua cella. Un medico in servizio nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Reggio Calabria è stato sospeso dal servizio. La decisione è stata assunta dal GIP del Tribunale della Città dello Stretto e accusato di aver violato il regime di entramenia allargata. Il procuratore antimafia Nicola Gratteri infiamma il numeroso pubblico di Trame a Lamezia. Il responsabile della distrettuale di Catanzaro ha affrontato il tema delle riforme. Un giovane ingegnere genovese molla tutto e si mette a girare l'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi multipla. 6.000 chilometri attraversando 18 regioni, adesso è in Calabria. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo in apertura di sanità perché lo sblocco del turnover, i fondi per migliorare le infrastrutture, l'edilizia ospedaliera e maggiori poteri al commissario ad acta sono solo alcune delle novità introdotte dal decreto Calabria approvato proprio in via definitiva dal Senato. Misure straordinarie valide 18 mesi per rimettere in piedi la sanità pubblica della nostra regione. Il decreto Calabria adesso è legge. L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 137 voti favorevoli e 103 contrari in via definitiva il decreto, respinti tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Il provvedimento che commissaria in toto la sanità calabrese mira dunque a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e a rimettere in piedi la sanità pubblica della regione, segnata da un disavanzo di gestione salito a 168 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2018, ma contiene anche norme che riguardano la sanità nazionale, che spaziano dalla spesa per il personale alla formazione medica. Ci sono poi norme specifiche sui medici di famiglia e sulla carenza dei farmaci. Ma cosa prevede nel dettaglio il decreto che, attraverso misure straordinarie valide 18 mesi, si pone l'obiettivo di traghettare la sanità calabrese verso una situazione di normalità? Intanto sono state sbloccate le assunzioni del personale sanitario, previsti poi fondi per migliorare infrastrutture ed edilizia ospedaliera, ma soprattutto c'è un super commissariamento della sanità della Regione Calabria. Il commissario ad acta effettuerà tutte le verifiche straordinarie sull'attività dei direttori generali, in suo potere far decadere l'incarico e proporre un commissario straordinario, previsto un bonus fino a 50.000 euro condizionato ai risultati raggiunti. I commissari straordinari potranno avvalersi dell'Agenas e della Guardia di Finanza per contrastare eventuali violazioni. Si estende poi alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto. Per acquisti e forniture il Servizio Sanitario Calabrese dovrà passare per la Centrale Nazionale per gli Acquisti della Pubblica Amministrazione, la Consip. Per quanto riguarda invece l'affidamento di appalti, di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il decreto contiene inoltre disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale. Si proroga al 2021 l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica, prevista poi l'assunzione degli specializzandi. Infine, per quanto riguarda i farmaci, nel decreto si dispone che l'AIC deve comunicare l'interruzione del commercio di un medicinale 4 mesi prima per consentire all'AIFA di scongiurare la carenza del medicinale. E sono molte le reazioni proprio dopo l'approvazione del decreto sanità. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcioni, promuove con riserva la normativa, il perché proprio nel nostro servizio.
Lo sblocco delle assunzioni negli ospedali è uno dei cardini del decreto Calabria che con l'approvazione del Senato e da ieri legge dello Stato. Gli addetti ai lavori, parliamo dei camici bianchi, sono alle prese con lo studio della nuova normativa. Noi abbiamo incontrato il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, con lui abbiamo valutato soprattutto l'impatto sui servizi per i cittadini, in questo momento non proprio soddisfacenti sulla sanità. Il decreto Calabria cambierà lo stato delle cose? Questo decreto consente di lavorare negli ospedali con contratto da dipendente ospedaliero al quarto e al quinto anno delle specialità. Facendo questo, in qualche maniera, ben 18.000 medici sono disponibili per essere assunti e quindi il sentir dire carenza di possibilità di medici saranno di gran lunga inferiore questa carenza, quasi da scomparire nell'arco di poco tempo. Appena questo decreto verrà pubblicato si potranno bandire, quindi i colleghi giovani specializzandi potrebbero o potranno essere assunti. Questo, aggiungo io, dovrebbe liberare addirittura delle risorse, perché le borse di questi ultimi 2 anni potrebbero servire per ulteriori posti di specialista al primo anno nelle tornate successive. Presidente, allora lei promuove questo decreto però con riserva? Sicuramente promozione per quello che riguarda la faccenda degli specializzanti, per quello che riguarda invece la faccenda Calabria sicuramente una riserva fondata, perché non c'è dubbio che andavano messe le mani sulla problematica della sanità. Mi auguro che il meccanismo funzioni, ho molti dubbi, verificheremo, sorveglieremo, grideremo se necessario sulle cose. Secondo me in questo momento bisogna lasciare chi ha l'onere e l'onore di guidare la partita, vediamo che cosa si riuscirà a fare. I dubbi sono moltissimi, abbiamo 1000 difficoltà, però l'idea per esempio di ridisegnare tutto l'atto aziendale all'inizio del proprio mandato di qualsiasi commissario di ASL che verrà nominato sicuramente rende possibile la riorganizzazione dei servizi e quindi la riorganizzazione anche dell'efficienza. Un'altra notizia parla della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il decreto sicurezza presentati proprio dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che ne hanno proprio impugnato numerose disposizioni, lamentando così la violazione diretta o indiretta delle competenze. La Corte ha ritenuto che le nuove regole sui permessi di soggiorno, l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva dello Stato e inoltre la Corte ha esaminato alcune disposizioni del titolo secondo del decreto sicurezza e ha ritenuto che sia stata violata l'autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province, pertanto ha accolto le censure sull'articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell'attività di alcuni enti, lo comunica appunto l'ufficio stampa della consulta, poi in attesa di avere più avanti le motivazioni di questa sentenza. Adesso la pagina del lavoro con il sit-in questa mattina dei lavoratori dell'Abramo Cashman Center di Montalto Uffugo. In 800 temono per il proprio futuro, il calo delle commesse di team si ripercuote proprio con il non rinnovo dei contratti a tempo determinato e con l'applicazione di ammortizzatori che di fatto pesano sui tagli degli stipendi per gli assunti a tempo determinato. Ci sono le bandiere di CGIL, CISL e GUIL ed anche le bottigliette d'acqua per difendersi dal caldo. Il sit-in a Montalto Uffugo dinanzi la sede del call center che conta 800 dipendenti, 4.000 in Calabria. I lavoratori dell'Abramo Customer Care oggi preoccupati per il futuro. In questi 7 anni mi sono fatta una famiglia, mi sono fatta mutuo, ho dei figli, a differenza di altri call center qui lavorano famiglie e non lavorano studenti che vogliono arrotondare, quindi abbiamo necessità di questo stipendio per poter fare una vita dignitosa e darla ai nostri figli. Io sono qui da 12 anni, quindi ho fatto degli investimenti, una famiglia e sicuramente
Dobbiamo avere delle risposte, questo chiediamo. Arriviamo a prendere sui 650-700 euro massimi, nonostante abbiamo terzi livelli e scatti di anzianità. L'indice è puntato sulle politiche di TIM che denunciano non rispetterebbe i parametri di costo delle chiamate e prezzi bassi che si ripercuotono sui lavoratori. Da circa 5 mesi il calo dei volumi di TIM ha prodotto una serie di conseguenze, in primis il non rinnovo dei lavoratori a tempo determinato che da anni lavoravano in questa sede, ma anche e soprattutto l'applicazione di un fondo di integrazione salariale per i lavoratori a tempo indeterminato, e questo ovviamente preoccupa non poco i lavoratori che ormai da 10 e passa anni lavorano in questo sito. La tensione cresce guardando quanto sta accadendo a Palermo. Vorrei richiamare un attimo il problema tipo di Almaviva a Palermo, il motivo per cui noi siamo anche qui oggi. L'applicazione di un fondo, di un ammortizzatore sociale al 60% su uno stipendio di 1.000 euro non vuol dire perdere 50 euro, ma vuol dire perdere 500 euro, quindi trovarti da uno stipendio di 1.000 euro a prendere la metà. Quindi non siamo più ragazzini che stiamo terminando l'università. Lavoriamo 2 o 3 ore per ad arrivare a fine mese per uscire la sera. Qui ci sono famiglie con figli e mutui, quindi tutti si devono impegnare, a partire dall'azienda, a partire da TIM e a partire da tutti gli organi, politiche e chi più ne ha ne metta. Hanno chiesto il sostegno dei sindaci di Renna e Montalto per una battaglia in difesa del lavoro, della dignità, della realizzazione dei progetti di vita. Se non dovessero avere risposta, la mobilitazione continuerà. Lasciamo la pagina del lavoro, adesso parliamo di cronaca, perché proprio nella lotta alla mafia siamo ad un giro di boa. Queste sono le parole del procuratore Gratteri alla Mezzia Terme nel corso della prima serata di Trame, il Festival dei Libri proprio sulle mafie. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni faremo ancora di più, ma molto di più rispetto a quello che voi avete visto. Queste le parole del procuratore Nicola Gratteri nel corso della prima serata di Trame, il Festival dei Libri sulle Mafie, giunto alla 9ª edizione, che proseguirà alla Mezzia Terme fino a domenica 23 giugno. L'appuntamento con il procuratore Gratteri ha fatto registrare il tutto esaurito. Continuate a credere in noi, ha detto rivolgendosi al numeroso pubblico, continuate a denunciare. Nella lotta alla mafia siamo ad un giro di boa, ha sottolineato, stiamo facendo passi in avanti, ma ha aggiunto continuate a starci vicini. Il procuratore Gratteri poi, a margine dell'incontro, parlando con i giornalisti, si è soffermato sulla riforma del processo penale. In linea generale io insisto sempre molto sull'informatizzazione, sull'applicare la tecnologia disponibile nel 2019 al processo e fare tale e tante di quelle modifiche che fino a quando diventi non conveniente delinquere. Per quanto riguarda invece la riforma del CSM, ecco cosa ha dichiarato il procuratore rispondendo alle domande dei giornalisti. Vanno creati proporzionalmente la rappresentatività di giudici e di pubblici ministeri, perché in Italia siamo 8.000 giudici e 2.000 pubblici ministeri. Vanno rimpiccioliti i collegi in modo tale che e proporzionalmente che siano rappresentate tutte la magistratura dal sud al nord. E se non si riesce a trovare un sistema dove le correnti continuano a dimostrare il loro potere, la loro forza e quindi a dettare, ad imporre sostanzialmente il candidato, alla fine se non c'è un rimedio migliore si va al sorteggio. Ora torniamo proprio sull'operazione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha visto coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere di Cosenza, perché il sindacato interviene dicendo che lo Stato non ha più il controllo delle carceri. Da anni lo Stato ha perso il controllo nelle carceri, è quanto afferma il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, all'indomani dell'inchiesta della DDA di Catanzaro che ha visto coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere di Cosenza.
Chiede grande rigore e severità nella prosecuzione delle indagini il segretario, che dice: da anni denunciamo che i capi clan di 'ndrangheta, mafia, camorra continuano ad impartire ordini dalle celle agli uomini sui territori, ma non veniamo ascoltati. Basta sorveglianza dinamica, si torni alle celle chiuse subito. L'affermazione del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, secondo cui i detenuti 'ndranghetisti controllano il carcere di Cosenza, non è affatto una sorpresa. Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria prosegue nel comunicato dicendo che noi siamo perché chi sbaglia e indossa la divisa dopo l'accertamento di responsabilità paghi persino in modo più severo dei cittadini senza divisa. Questo perché ci sono migliaia di agenti penitenziari che quotidianamente fanno molto di più di quanto dovrebbero, in turni massacranti, in condizioni di lavoro gravissime, a rischio aggressioni, e pertanto la divisa è per noi motivo di orgoglio e va difesa. Ma in attesa della ricostruzione dei fatti nel carcere di Cosenza, conclude poi, non si può scaricare ogni responsabilità su due agenti. Lo Stato da anni ha perso il controllo di gran parte degli istituti penitenziari del centro-sud. È ora di dire basta e tracciare una linea precisa fra vittime e carnefici. Ancora la cronaca ci porta a Rende, dove nel pomeriggio un incendio ha minacciato un'abitazione in contrada Santa Chiara, paura e panico fino all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento in pochissimo il rogo. Quello che vi mostriamo è un incendio divampato intorno alle 17 circa a Rende, in contrada Santa Chiara, alle spalle dei campetti di calcio del club marchesino. Le fiamme, complici anche le alte temperature e la fitta vegetazione, si sono disseminate velocemente, raggiungendo in pochissimi minuti la strada che conduce ad un'abitazione. Si sono vissuti momenti di paura e terrore, che il rogo potesse raggiungere anche la casa che si trova a pochi passi, ma per fortuna il tempestivo intervento di due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Cosenza, allertate da uno dei familiari dell'anziana donna proprietaria dell'immobile, si sono immediatamente attivate per spegnere l'incendio con autopompe e idranti. In pochissimo hanno sedato il rogo, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Ma non è il primo episodio che si verifica in questa zona. Anche nelle scorse settimane si sono verificati episodi simili e si pensa che l'incendio di oggi sia di natura dolosa, poi la fitta vegetazione e la sterpaglia, oltre alle temperature molto calde di questi giorni, favoriscono l'opera dei cosiddetti piromani, che approfittano della mancata manutenzione scegliendo territori più a rischio. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Si è ucciso nella sua cella del carcere di Lossano Arturo Saraceno, 36enne, condannato a 16 anni per aver ucciso l'ex fidanzata Deborah Fuso 3 anni fa a Magnago, in provincia di Milano. L'uomo si è impiccato utilizzando la cintura e l'accappatoio. Lo ha confermato il suo avvocato Daniele Galati, il quale ha dichiarato di voler far luce sull'accaduto, dato che avrebbe dovuto essere piantonato a causa dei pregressi tentativi di suicidio. Saraceno aveva chiesto e ottenuto il trasferimento dal carcere di Busto Arsizio a quello di Lossano per poter ricevere le visite dei suoi familiari residenti in Calabria. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sospensione di un dirigente medico in servizio nel reparto di ginecologia e ostetricia all'ospedale cittadino. Al dirigente, FS le sue iniziali, di 60 anni, sono stati sequestrati oltre 165.000 euro quale profitto dei reati di peculato, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni dello Stato, reati commessi in violazione del regime di intramoenia allargata. Secondo l'accusa, il dirigente avrebbe violato in diversi casi il rapporto di esclusività con l'ospedale, trattenendo per sé somme destinate all'azienda, e avrebbe anche attestato falsamente la sua presenza in servizio mediante la timbratura del badge, mentre risultava impegnato in realtà nell'esercizio della sua attività privata. Le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gerardo Dominigliani. I vigili del fuoco del comando provinciale Vibo Valentia sono intervenuti nella frazione Brattirò di Drapia per l'incendio di un capannone adibito al deposito di scarpe di circa 600 metri quadrati. Per spegnere l'incendio è stato necessario l'impiego di 2 squadre provenienti dalla sede centrale da Vibo Marina, oltre che del supporto di 2 autobotti. Il denso fumo nero e il forte odore di gomma hanno reso irrespirabile l'aria nei pressi del magazzino. L'intervento si è protratto fino ad oltre le prime luci dell'alba.
259 giorni in cammino attraversando ben 18 regioni, 6.000 chilometri per portare un messaggio che la sclerosi multipla non è una malattia ma una condizione di vita. L'ingegnere genovese Marco Togni ha scelto l'AISM per dare un significato profondo ad un'impresa sportiva. Partito il 17 marzo, adesso è in Calabria in procinto di riprendere il viaggio verso il nord. C'è un Giro d'Italia che arriva anche in Calabria, non si corre in bicicletta e al posto della maglia rosa indossa quella dell'AISM. Marco Togni è partito da Genova il 17 marzo scorso, a piedi, tappa dopo tappa, per affiancare l'associazione e lanciare un messaggio alla collettività. Volevo fare qualcosa di importante, volevo collegare questo viaggio a piedi, che è un viaggio ovviamente da un certo punto di vista di piacere, a una causa importante, a qualcosa che sentivo davvero, l'idea di poter camminare anche per quelle 122.000 persone affette da sclerosi multipla che fanno più fatica nel fare certi tipi di movimenti, insomma. Questo è un po' l'obiettivo. E poi chi è affetto da sclerosi multipla è mio coetaneo, perché sostanzialmente viene diagnosticata principalmente tra i 20 e i 40 anni. L'ingegnere genovese ha messo in stand-by la sua vita per camminare per 259 giorni, attraversare 18 regioni, conoscere luoghi, persone, storie. Ho messo in pausa letteralmente la mia vita, quindi ho messo in pausa per un anno la mia vita, ho lasciato il mio lavoro, io sono un ingegnere, avevo appena praticamente finito un progetto e ho deciso di, anziché iniziare un nuovo progetto, di prendermi un anno sabbatico in un certo senso. Le persone normali se lo prendono forse a 18 anni, io ho aspettato di averne 18 più 18. Una volta a casa ti mancherà questo viaggio? Sì, sicuramente sì, è un qualcosa di incredibile, un anno che sta andando oltre ogni mia più rosea aspettativa e sono sicuro che mi mancherà questo viaggio, mi mancherà il contatto con le persone, mi mancherà il fatto di conoscere ogni giorno mare e mare di persone nuove che si affezionano poi a me e continuano a seguirmi, quindi questo mi mancherà. Marco è partito con il sole, ma sul percorso si è trovato immerso nella primavera più fredda degli ultimi anni. In Calabria, una delle tappe più difficili, quella che l'ha portato da Paola a Rende, e domani si riprende il cammino che lo riporterà a Genova a novembre. Mediamente sono tra i 25 e i 30 km, poi mi sono capitate anche tappe da 40 km. Una delle più toste per esempio è stata quella da Paola a Rende, perché comunque erano 34 km ma si saliva fino a oltre 1000 metri, poi si scendeva e faceva parecchio caldo, anche perché adesso arriva l'estate, arriva il caldo, quindi ci sono anche queste problematiche da considerare. L'AISM di Cosenza ha accolto Marco Togni facendolo sentire a casa. È stato lui l'ospite d'onore della serata a teatro vissuta Altieri, con la commedia Il Tartufo portata in scena dalla compagnia I Sognatori dell'AISM. Marco ha risvegliato le cose, quindi abbiamo portato a termine il progetto sul teatro e ieri c'è stata veramente una bella manifestazione e Marco era dentro la manifestazione, quindi siamo contenti perché i nostri portanti questa malattia addosso ieri hanno recitato, ma ieri è stata la conclusione di un progetto, ma si sono divertiti. Ed ora ci spostiamo alle Terme Luigiane sul Tirreno Cosentino per parlare di inquinamento e non solo. Un ciclo di seminari in tecniche per la difesa del suolo e dell'inquinamento sono iniziati alle Terme Luigiane di Acquapesa Guardia Piemontese. I lavori della 46esima edizione organizzati dal Centro Studi Acquedotti e Fognature, dall'Associazione Idrotecnica Italiana e dai Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria, coordinati dai professori Giuseppe Frega e Francesco Macchione. Sono 40 anni di studi che hanno prodotto ogni anno un volume per un totale circa di 23.000 pagine. Adesso noi tenteremo anche di riprenderne tutto quanto il patrimonio, perché in questo patrimonio c'è una mole di studi che sono di assoluta attualità per risolvere problemi ancora aperti in Calabria e in Italia. Perché difesa del suolo vuol dire non soltanto difesa dal punto di vista dei fenomeni quantitativi, ma vuol dire difesa anche degli aspetti ambientali, secondo l'indole della legge, che noi anticipammo come innovatività quando, partendo nel 1980, eravamo 9 anni prima rispetto alla promulgazione della legge sulla difesa del suolo che venne nel 1989. Tema di riflessione il rischio idraulico, analizzato attraverso 15 relazioni scientifiche che hanno toccato vari argomenti legati agli eventi alluvionali, sulla pianificazione e programmazione dell'autorità di bacino, sulle prospettive di riforma per un più efficace servizio di sorveglianza idraulica del territorio regionale calabrese, sulla previsione delle piene e della loro pericolosità ed altri argomenti ancora. Il corso, oltre alla presenza
presenza di docenti, ricercatori provenienti dal centro-sud ed esperti dei settori, si chiuderà sabato prossimo. Sono stati fatti tantissimi passi avanti anche dal punto di vista legislativo, normativo. Il corso partiva dall'analisi delle tecniche dell'inquinamento, era un corso di aggiornamento, è diventato un corso di confronto tra ricercatori, ma anche uno strumento utilissimo per i progettisti, perché vengono presentate ogni anno tutte le novità che ci sono nel campo della ricerca, quindi quasi uno strumento di trasferimento tecnologico per i professionisti, per gli ingegneri ambientali e civili, idraulici. Poi tante discipline adesso si affrontano in modo interdisciplinare, quindi comunque uno strumento utilissimo per i tecnici. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Nelle prossime ore l'arrivo di un promontorio anticiclonico di matrice africana favorirà un progressivo aumento delle temperature che raggiungeranno il loro apice nel corso del prossimo fine settimana, garantendo la prosecuzione di questa fase di tempo stabile e soleggiata. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata possibili addensamenti sulle aree montuose ma senza fenomeni di rilievo, temperature in ulteriore lieve aumento. Domani mari generalmente calmi o poco mossi con venti a regime di brezza ovunque. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.